E diamo l'inizio, il via e l'inaugurazione al primo Festival del Paesaggio, che è stato fortemente voluto dal management, in primis dal direttore generale Mauro Rosatti, Andrea Cavallari e tutti coloro che hanno contribuito, ma soprattutto poi qui vedete che vi presenterò poi un parterre molto importante. Abbiamo con noi anche la dottoressa Emma Marcegaglia, che insomma non poteva mancare a questo appuntamento. Allora, conoscete il direttore Mauro Rosatti, la dottoressa Marcegaglia, il sindaco Michele Grossato, il senatore Bartolomeo Amidei, abbiamo Andrea Cavallari della Comunione, abbiamo il sindaco e presidente del Parco del Delta del Po Veneto. Per l'amministrazione, che bello, mi fa piacere vedere tutta l'amministrazione presente, che non manca mai, anche perché Albarella ovviamente fa parte del comune di Rosolina, quindi grazie a tutta l'amministrazione, a partire appunto dal sindaco. Poi abbiamo con noi il vice sindaco Paco Massaro, abbiamo l'assessore Stefano Gazzola, l'assessore Alessandra Patrian e poi anche l'assessore Sara Biondi. Grazie alla dottoressa Marcegaglia, grazie a questo bellissimo regalo dell'amministrazione di Rosolina che è presente con tutta la giunta, ci fa molto piacere, una loro vicinanza, grazie al senatore Amidei, grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie alle imprese, agli architetti e paesaggisti di giardineria che hanno realizzato questi giardini fantastici e di questa prima edizione del Festival del Paesaggio, e grazie a tutti i miei collaboratori che mi hanno supportato e sopportato in questi 6 mesi in cui abbiamo lavorato per questo festival. Certamente aver messo insieme tutte queste realtà imprenditoriali che sanno proporre nuove soluzioni per gli spazi esterni oggi ci rende un po' un palcoscenico per i professionisti, gli appassionati e anche i curiosi del settore. Il paesaggio e la biodiversità, come dicevamo prima anche con Alessandra, sono da sempre al centro della nostra isola e la loro valorizzazione certamente potrà sempre rendere unico questo posto. Oggi, come è stato già detto, noi festeggiamo un paesaggio, ma festeggiamo soprattutto un nostro credo molto forte nei confronti dell'attenzione al verde, della transizione energetica, della lotta al cambiamento climatico, che è un tema assolutamente importante. Se ne parla ormai ovunque, come sapete il nostro business principale è quello della trasformazione dell'acciaio, che nell'immaginario è considerato, diciamo, un settore inquinante. Ecco, anche su quello ci tengo a dirvi che come Marcegaglia noi stiamo investendo, siamo investitori nella prima acciaieria completamente green che avrà emissioni di CO2 pari a 0 in Svezia. Abbiamo molte politiche che stiamo portando avanti anche in questo settore, perché pensiamo che il tema del cambiamento climatico e della lotta ai cambiamenti climatici vada preso con serietà. Oggi si parla molto di greenwashing, no? Di tante aziende, tante persone, soprattutto aziende che magari fingono di dedicare attenzione alla lotta al cambiamento climatico, ma lo fanno più come marketing. Noi cerchiamo di farlo seriamente con investimenti anche nel nostro settore. No, ci tenevo a dirlo perché è importante che ognuno di noi faccia la sua parte in questo tema, che è un tema globale, importante, straordinario, forse una delle più grandi sfide che le nostre generazioni e le future generazioni hanno davanti. Ma torniamo qui, ovviamente Albarella è un luogo straordinario dove appunto è paesaggio, Albarella è paesaggio, è verde, è attenzione alla natura, noi ci teniamo moltissimo. E voglio anche dire una cosa che è molto importante: noi facciamo il possibile come società, avete visto le iniziative, tutto è cominciato anche con quel brutto, con quello che è successo, no? nel 2017, che era stato un evento straordinario, drammatico, ma da lì noi abbiamo preso l'occasione proprio per ripensare il paesaggio dell'isola. Come diceva prima l'ingegnere Rosatti, nel ridisegnarlo abbiamo voluto anche renderlo più camminabile, più fruibile da tutti gli albarelliani, da tutti noi, in una logica proprio di vicinanza ancora maggiore tra persone e natura. Quindi noi continuiamo a investire su questo, ci crediamo molto. Questa è una bella iniziativa che, come diceva prima anche il senatore e il sindaco, mette insieme imprenditori anche locali, mette insieme noi, mette insieme le persone, gli albarelliani, e vogliamo veramente evidenziare che c'è una sensibilità molto forte su questo tema e noi vogliamo essere parte integrante di questo.